do la parola all'assessore regionale Roberto Marcato, lo ringrazio per la presenza e lo ringrazio perché non ho ancora fatto pubblicamente come si doveva, perché Chioggia è entrata a far parte anche della ZLS, della zona logistica semplificata per quello che riguarda la portualità, e devo ringraziare l'assessore regionale per questo, perché visto che qualcuno, permettetemi la battuta, dice che la filiera non c'è, non esiste, la filiera esiste e credetemi che un occhio di riguardo Chioggia l'ha, oltre ovviamente a tutto il restante del Veneto, però noi eravamo rimasti inizialmente esclusi e grazie all'impegno dell'assessore adesso Chioggia c'è. Grazie assessore, prego. Grazie a te sindaco, buongiorno a tutti. Mi fa davvero piacere essere qui oggi perché l'iniziativa che presentiamo qui oggi è davvero il frutto di una sintesi abbastanza rara fra diverse istituzioni. Noi abbiamo fatto della condivisione, della velocità e della tutela dell'ambiente delle priorità assolute. Io devo dire che quando ho conosciuto per la prima volta il commissario Badalà, ho avuto l'impressione subito di avere a che fare con una persona molto, molto concreta. Poi ho conosciuto anche il maggiore Papotto e ho avuto la stessa identica impressione. No, questo lo voglio sottolineare perché si raggiungono questi risultati se c'è condivisione, altrimenti inizia la burocrazia. Ogni ente mette le proprie carte sul tavolo, ogni ente mette la propria zavorra sul tavolo e le politiche si fanno negli anni. Intanto l'ambiente aspetta, lo sviluppo economico aspetta, l'autorità portuale aspetta, gli imprenditori aspettano, i turisti aspettano, aspettiamo tutti. Ecco, invece questo è un esempio davvero virtuoso di sintesi tra diverse istituzioni e mi è piaciuto molto il termine che ha usato il commissario quando ha detto che con ARPA si sono messi a ragionare. Perché guardate che spesso e volentieri non si fanno le cose perché ognuno rimane rigido nelle proprie posizioni. Non è vero che non ci sono le risorse. Le risorse ci sono, ovviamente servono progetti all'altezza e servono la condivisione territoriale. Noi siamo usciti in questa sorta di miracolo, quindi approfitto per ringraziare davvero il commissario del Maggiore, per ringraziare i miei collaboratori regionali che da sempre fanno un lavoro straordinario, il direttore, il dottor Giovanni Uliana e la dottoressa Defendi Valentina, perché anche qui è una questione di passione, uno ci deve credere, deve amare la propria terra. L'ARPA, l'ha già citata il commissario, il comune di Chioggia, perché anche qui devo dire che abbiamo trovato porte aperte e una collaborazione straordinaria, e l'autorità portuale. E poi auguro ovviamente un grosso in bocca al lupo all'Isidea Valentini attraverso lui e tutta l'ATI, perché dovranno fare un lavoro straordinario in tempi strettissimi con innovazioni tecnologiche che fanno ben sperare. Io non ho molte cose da dire, è stato detto praticamente tutto, ricordo solo i numeri perché i numeri sono importanti. Stiamo parlando di un valore complessivo di intervento di quasi 35 milioni di euro che porteranno a una riqualificazione complessiva di un'area di 60.000 metri quadri e il complessivo totale di rifiuto o presunto tale, perché abbiamo capito che in realtà la parte di rifiuto è minima, ma essendo questa contaminante abbiamo dovuto intervenire su 395.000 metri cubi. Quindi stiamo parlando di cifre, di numeri enormi. I lavori appaltati hanno una scadenza che è stata indicata prima, quindi sono complessivamente, dovrebbe essere 495 giorni complessivi e sarà resa operativa un'area complessiva di 200.000 metri quadri con 1.500 metri di banchine portuali. Quindi questo è un intervento che in realtà tocca più elementi. L'ambiente innanzitutto, la salute innanzitutto, però c'è il tema del porto, c'è il tema dell'impresa, c'è il tema del turismo, c'è il tema economico. Ecco, noi siamo sempre convinti che, visto che si parla oggi di transizione ambientale, la transizione ambientale non esiste senza una sostenibilità economica. Ed sono queste le due matrici che devono guidare la nostra operatività.
Per il cambio, un ringraziamento per quanto riguarda la ZLS, devo dire che il sindaco l'ha fortemente voluta, e quando dico fortemente voluta vuol dire che si attacca che ecco assieme a chi ne finisce le telefonate a una del sera per cui ho scremato e ho detto basta che trattarsi, vedremo fare l'impossibile, e l'impossibile che la ZLS è arrivata, no? Lo dico, mi posso permettere di dirlo così perché siamo amici, e comunque bene fa un sindaco da fare questo, da fregarsene e portare a casa il proprio comune e la propria comunità. Quindi ha fatto benissimo Mauro a fare quello che ha fatto, e oggi abbiamo un risultato importante perché la ZLS è uno strumento davvero importante di sviluppo economico in quest'area. L'altro tema su cui stiamo lavorando è il rifinanziamento della legge speciale. Qui abbiamo chiesto fortemente al governo il rifinanziamento di questa legge perché è del tutto evidente che quest'area ha bisogno di attenzioni e di cure che altre aree non ha bisogno. Non serve che mi spieghi perché questa è un'area meravigliosa, straordinaria, bellissima, ma altrettanto fragile. E quindi va da sé che una legge che era nata proprio per la specificità di quest'area lagunare oggi non ha motivo di non essere rifinanziata, perché non è che i problemi siano finiti. Tra l'altro noi abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare sui marginamenti in area lagunare, anche qui la parte che manca è quella dello Stato, straordinaria, ma comunque insomma, anche lì noi abbiamo fatto tutte le pressioni del caso perché si arrivi a completamento anche dei marginamenti, perché questo ci consentirebbe poi finalmente di dare tutto lo sviluppo che merita tutta l'area di Porto Marghera e quindi una contaminazione, questa sì positiva, anche dell'area che vede interessato il comune di Chioggia. Quindi davvero io ringrazio tutti gli attori di questa partita, perché ripeto, non ci siamo fermati a fare ognuno il proprio compito, ma abbiamo fatto davvero con grande passione, e se oggi abbiamo questo risultato è perché ci sono uomini e donne che sono andati oltre il proprio lavoro. Quindi davvero grazie a tutti, grazie al sindaco, al commissario, grazie all'autorità popolare, grazie ai miei collaboratori, e in bocca al lupo soprattutto a voi che ne avete bisogno. Grazie.